il borro Tuscan Bistro, no? Under the Tuscan Sun, sotto il sole no? Della Toscana, come dire, abbiamo anche un locale che addirittura è a Dubai. A Dubai, sì, Dove... Noi siamo presenti a Dubai ormai da 2 anni e mezzo. Il progetto è partito intorno al 2015. C'è stata l'apertura del Tuscan Bistro di Firenze, poi appunto i contatti con il nostro importatore, e poi c'è stata questa grande opportunità e per noi un grandissimo progetto, ci rende veramente orgogliosi perché siamo veramente riusciti a portare la toscanità e lo stare a tavola della Toscana in un posto... La toscanità. La toscanità. O la tascanità, perché poi si pronuncia Tuscan, no? Sì, si pronuncia Tuscan Bistro, scritto senza T, Sì. che è il nome T finale di bistro. senza la C'è l'accento sulla O. In realtà la parola è senza O, come era proprio la parola, in realtà bistro viene dal russo, non dal francese. Ecco, sarebbe Perché i russi durante la guerra che giravano per Parigi, bistro in russo vuol dire veloce. Avevano bisogno di qualcosa di veloce perché non si potevano fermare né a mangiare né a bere, quindi dicevano a tutti bistro, 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 e da lì i francesi hanno deciso di chiamare i loro ristoranti bistro, ma è solamente un modo di dire veloce. Ecco, questa è la storia. Da qui è la novità che tutti, insomma, magari non conoscevano e l'abbiamo detta oggi. Bene. Andrea Campani, che è proprio del posto, autoctono proprio di qui, insomma, del comprensorio. Valdarno, area Valdarno, e vivo a 20 minuti dal borro, insomma, quindi sono verace. Ecco, quindi da quanto tempo qui? Noi lavoriamo insieme dal 2013. Dal 2013 abbiamo iniziato a collaborare con l'idea di fare qualcosa di importante per questo territorio, che è l'area del Valdarno, Prato Magno. Per quanto mi riguarda grandi prodotti, grandi opportunità, e allora abbiamo deciso di fare delle cose insieme. L'azienda è meravigliosa, loro hanno iniziato un percorso prima enologico con la trasformazione delle vigne. Ci siamo incontrati e abbiamo scelto insieme di allargare questa passione anche alla gastronomia. Oggi abbiamo 2 ristoranti all'interno del Relais Château, l'Osteria del Borro, che è il ristorante gastronomico dove facciamo cucina tradizionale con qualche punto un po' più creativo, un po' più, diciamo, non voglio dire moderno, ma comunque contemporaneo, e un altro Tuscan Bistro che invece è l'espressione un pochino più tradizionale della nostra cucina. Poi il ristorante a Firenze, Dubai l'abbiamo detto prima. Due cocotte, proprio nella guida proprio che segnala anche i bistrò, perché adesso, come dire, anche, se lo posso dire, Bruno Barbieri, che è un famoso chef insomma stellato, ha aperto un locale a Bologna, non ha preso la stella come magari ci poteva aspettare, evidentemente, come dire, la clientela magari gradisce più questi posti, un po' come si può vedere forse qui, che noi abbiamo molto anche del lutto, no? Abbiamo delle cose, no? Certo, no, due cocotte siamo estremamente orgogliosi, vuol dire un'alta qualità della cucina in un servizio informale e familiare, quindi per noi è perfetto. Siamo angolo praticamente, è vicino al Ponte Vecchio. Lungarno Acciaioli, di fronte a Ponte Santa Trinita, alla fine di via Tornabuoni. Ecco, quindi angolo via Tornabuoni, perché poi sì, ci sono le boutique, ma io lascerei stare, insomma, le griffe, quindi non toccherei nessun tasto, anche se, come dire, come i proprietari qui poi sono un po' di qua, un po' di là, presidenti anche della Relais Château, mi sembra, anche no, che il gruppo, no, che vi riunisce nel mondo. Noi al Borro facciamo parte dell'associazione delle Relais Château. Anche nel direttivo, ecco, siamo stati è stato premiato, è stato ambasciatore della Relais Château nel mondo, Salvatore, nel 2013. Bene. E se posso chiedere prima, cioè uno chef nasce in un Relais Château, in un posto come questo, viene chiaramente contattato, immagino, no?
Ma allora qui da cosa che è del posto. Noi ci siamo incontrati, avevo un ristorante vicino io al Borro, ci siamo incontrati a cena, abbiamo iniziato a parlare e è venuto spontaneo vedere che comunque le idee, seppur su due campi diversi, però combaciavano perfettamente, il desiderio di fare le cose fatte per bene, il desiderio di avere un'etica anche in un business, anche parlando di economie, quindi abbiamo deciso di fare le cose insieme. Io ho sempre sostenuto la stagionalità dei prodotti, ho sempre sostenuto l'autenticità dei prodotti e questo messaggio voleva essere trasmesso anche qui al Borro, prima con il vino, poi con l'accoglienza e adesso anche con la ristorazione. Siamo in un posto dove veramente la toscanità si respira a 360 gradi tutti i giorni. Quindi il ristorante non esiste più, questo ex ristorante che era qui vicino? Non esiste più. Non esiste più, come si chiamava, si può dire? Sì, si chiamava, si è sempre chiamato Conte Max. Conte Max, come il film, il famoso film. Conte Max. Di Sica, giusto? Conte Max, mentre invece qui il posto, noi siamo praticamente, non so come definirlo, questo è proprio un borgo, dove c'è una villa centrale per grandi eventi, matrimoni, ma anche cose di altro genere. Che semplicemente famiglie che decidono di passare una vacanza insieme. Il borgo è composto ad oggi da circa 40 suite, il borgo medievale è stato ristorato cercando di mantenere intatti quelli che era l'originalità del posto, insomma, quindi non si vede niente di moderno in giro, ci sono tutti i servizi che sono dentro un albergo, però si vive appunto, come dicevo prima, l'autenticità di un villaggio della campagna toscana, insomma. E il proprietario precedente, Fisco di Conte sì, è stato, Duca. Sì, è stato il Duca Amedeo di Savoia, se non sbaglio, e poi nel 93 acquistato dal signor Ferragamo, e adesso il figlio Salvatore Ferragamo gestisce insieme a un management tutta la struttura. Certo che i vini adesso sono, ecco qua ce n'è uno che tra l'altro sono in Magnum, doppia Magnum. Qui ce ne abbiamo tre, c'è il Borro che è diciamo l'espressione del vino, il primo vino che è stato prodotto dal 99, è un blend di Merlot, Cabernet e Syrah, e poi abbiamo invece l'Alessandro dal Borro che è nato con la vendemmia nel 2011, è un Syrah in purezza, queste ci sono alcune vigne dove... Magnum? Quello lo facciamo solo Magnum e doppio Magnum, quindi 1,5 litri e 3 litri. Poi il progetto meraviglioso del Bolle di Borro, facciamo uno spumante con metodo champenoise di solo uve sangiovesi, quindi una fermentazione lunghissima di 60 mesi sui lieviti. Colore invitante fra lo spritz, il ramato, l'orange. Sì, sembra quasi un orange wine, in realtà si vede molto la velatura della cipolla, profumo di pesca. Il prodotto è veramente interessante, noi si è fatto un sacco di abbinamenti a tutto pasto, dall'aperitivo fino al dolce addirittura. Ci divertiamo, oggi abbiamo 10 etichette, facciamo un Vinsanto, un occhio di pernice da Sangiovese strepitoso. Che sì, ho provato tra l'altro. Il Sangiovese è rimasta, nonostante abbiamo appunto Syrah, Cabernet eccetera, poi ora negli ultimi anni il Sangiovese è una delle nostre uve più importanti, facciamo tutta una linea, partiamo dal rosato, poi abbiamo un Petruna, un nuovo progetto con una fermentazione in anfora, e il Polissena è il nostro vino lace, e poi il Vinsanto che appunto è un occhio di pernice. Noi in questo momento stiamo vedendo solamente una parte perché chiaramente io poi ho visto molto, ma ce n'è ancora. Anche perché poi bisognerebbe venire, che so, d'inverno no, perché siete aperti tutto l'anno. Siamo aperti tutto l'anno, l'inverno personalmente è speciale, parlo d'inverno, iniziamo già l'autunno, insomma l'ottobre con la fine della vendemmia, poi novembre, dicembre, questi piccoli paesini hanno dei colori veramente romantici, se poi
sfiocca anche un po' di neve, qui si vive un presepe, insomma. Certo, quindi è meraviglioso anche d'inverno. Certo. Quindi il Borro qui, questa sarebbe la sala delle colazioni, che comunque è simile al ristorante gastronomico, questa struttura che ospita i vini è come dire la mattina a disposizione della colazione, quindi chi fa colazione comunque vede le bottiglie. Di sopra invece c'è Andrea Campani con la sua equipe, quindi con cucina a vista, e questo è appunto una parte appunto del Borro. Quindi complimenti per queste 2 cocotte. Poi ci auguriamo che, come dire, io ho avuto qualche difficoltà a trovarlo, poi ce l'ho fatta, anche la guida Michelin riesca in qualche modo a imbucare la via. Qual è l'indicazione migliore per arrivare qui? Ma secondo me, vabbè, parlando di strade, sicuramente uscita Valdarno-Arezzo, ripeto, siamo a 20 minuti, però se si ha voglia di uscire un po' dal caos, vivere una situazione molto rilassante, in un ambiente confortevole, una cucina autentica, qui si fanno delle pause meravigliose, si riesce a gustare veramente la cucina toscana in una veste leggermente più contemporanea, senza perdere i valori veri, insomma, della nostra cultura, della nostra tradizione. Magari perdendosi, come dire, ma come si dice, perdendosi ci si ritrova a volte, esatto, no? esatto. Il Borro.